E adesso affrontiamo invece un tema che abbiamo annunciato già nella nostra copertina, ovvero quello della pesca, perché oggi c'è stata una importante riunione al Ministero dopo le proteste che i pescatori di Chioggia hanno portato avanti nei giorni scorsi, che sono state seguite dal nostro Filippo Foris per il telegiornale. Allora dovremmo avere con noi in collegamento Antonio Gottardo, se non mi pare, eccolo qua. Antonio Gottardo, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera, come state? Insomma, siamo tutti quanti bene. Invece, come sta la pesca e la pesca di Chioggia dopo la riunione di oggi al Ministero? Ogni giorno ha le sue pene, diceva qualcuno, e sul settore pesca non passa giorno che abbiamo un problema da affrontare, una crisi da risolvere. La questione della guerra in Ucraina, lo stretto di Hormuz, di fatto sta compromettendo quello che è il costo del gasolio, che sta incidendo in maniera profonda sull'attività delle barche, in particolare le barche della pesca marittima, strascico, draghe e tutto il sistema della pesca marittima. Oggi pomeriggio alle 15:30 è iniziata una riunione molto impegnativa. Siamo ancora in attesa di una definizione puntuale di quelle che sono le proposte uscite dal tavolo, ma già domani mattina alle 9 presso il mercato ittico di Chioggia ci sarà una riunione per decidere il da farsi rispetto a quello che è uscito dalla Commissione. Ecco, vediamo delle immagini appunto della protesta dei giorni scorsi, ma cerchiamo di capire bene perché, come dire, il Ministero potrebbe dare una mano e mi pare di capire ancora adesso non la sta dando. Allora, dobbiamo capirci su una cosa: siamo di fronte a una emergenza e a una crisi internazionale di portate imprevedibili, nessuno è in grado di capire se per esempio il gasolio, qualora ci fosse un accordo USA, Iran e Israele, il costo del gasolio possa ridursi. Credo, da quel che ho capito da alcuni tecnici, che la tempistica e la logistica comporterà di fatto un periodo a medio-lungo termine molto lento nella riduzione del costo del gasolio. Ma di cosa c'era in ballo? In ballo c'era sostanzialmente una riduzione del credito d'imposta del 20% per quanto riguarda il settore della pesca a beneficio dei pescatori, a beneficio delle imbarcazioni. Purtroppo questo codice, che doveva essere rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, non è stato ancora rilasciato. C'è un problema di tipo amministrativo in Italia tra gli atti di indirizzo politico e la tecnostruttura e la burocrazia. A volte passano tempi che non sono sostenibili da parte delle imprese. A tutt'oggi non siamo nelle condizioni, i pescatori non sono nelle condizioni di chiedere quel credito d'imposta del 20% attraverso il codice che doveva essere rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Ecco, Antonio Gottardo, rimanga con noi. Volevo ricollegarmi con il nostro Fabrizio Stelluto, che so essere persona tra l'altro che ama molto il mare. Fabrizio, ancora un altro caso di burocrazia, insomma qui sarebbe importante avere il credito d'imposta, la politica dice di sì, la burocrazia dice parliamone? Sì, va sempre così. Guarda, il mio intervento può essere solo lapidario. Siamo in un paese in cui quando parliamo di prezzi sono rapidissimi a salire, ma tornare alle condizioni iniziali, anche quando ovviamente il sistema lo permette, i tempi sono sempre decisamente diversi. Non ho mai capito perché, però quello che succede. Però la realtà è che questo mette in crisi totalmente un settore, quello della pesca di Chioggia, che rischia anche di essere irreversibile, perché so che ci sono diverse barche che sono prossime al taglio, come si dice. Sicuramente, certo che mette in crisi il settore della pesca, che evidentemente è magari anche un po' più debole rispetto ad altri settori produttivi, che comunque stanno vivendo tutti questa difficoltà planetaria. Non so neanche io cosa dire, perché viviamo un momento in cui la politica è veramente disattenta alla quotidianità di tanti settori lavorativi. Qua non si tratta più di, come posso dire, neanche di fare scelte politiche. Talvolta non ascoltano proprio o dicono di ascoltare e poi non agiscono. E allora, Marco De Zotti, il problema del caro energia vale non solo per la pesca, vale in genere per tutta l'agricoltura. E questa burocrazia che non sta ad ascoltare?
Allora, il problema è sicuramente trasversale, diciamo che non solo l'energia, ma di tutte quante le materie prime hanno avuto negli ultimi anni un aumento non di poco conto. Partiamo dal Covid fino ad arrivare alla guerra in Ucraina, ora la crisi che c'è allo Stretto di Hormuz, quindi queste crisi geopolitiche non stanno sicuramente aiutando i settori produttivi che sono colpiti proprio perché abbiamo un rialzo delle materie prime che servono a noi per riuscire a lavorare, che va a ridurre sempre di più quella che è la marginalità, e quindi su questo appunto la politica dovrebbe agire e dare un po' più di visione, quindi capire quali interventi e come applicarli per andare in supporto e per far sì che queste aziende portino comunque avanti le proprie attività, perché proprio sono fondamentali, sono strategiche per il territorio, oltre che a produrre danno posti anche di lavoro, quindi di fatto grazie alle attività che hanno nel settore agricolo e anche soprattutto quello della pesca hanno un indotto importante all'interno del territorio. Però ho notato che il vostro Presidente ogni tanto va a tirare la giacca alla politica perché prenda, come dire, prenda coscienza. Questo sicuramente bisogna agire in questo modo, perché dobbiamo, come si dice, portare la parola di chi viene dal territorio, dei nostri soci, dei nostri produttori, affinché la politica capisca effettivamente qual è il percorso da intraprendere. Quindi l'abbiamo detto tante volte che noi come guidati siamo un po' cultura di governo, no? Quindi cerchiamo un attimino di indirizzare nel percorso più giusto, quello più veloce, ma anche quello più pratico, anche perché comunque la pesca, il settore della pesca negli ultimi anni è stato colpito parecchie volte, quindi non solo ora con il caro energetico e quindi del gasolio, ma anche per il granchio blu e quindi tutta una serie di altre considerazioni che dobbiamo fare in un contesto un po' più ampio, proprio per salvaguardare anche questo settore, che è un settore importante a partire dal Polesine fino ad arrivare al Veneziano, che comunque ha una sua importante valenza. Antonio Gottardo, lei ci può fare un po', diciamo così, una disamina, perché ad esempio qualche settimana fa abbiamo sentito i pescatori del Po di Pila che tengono duro, cercano di resistere, non portano le barche al taglio. Invece Chioggia pare che voglia portare le barche al taglio, che insomma, non ci sia neanche più ricambio generazionale. Che fotografia dal suo punto di vista per quanto riguarda la pesca veneta ad oggi? Oh, guardate, credo sia un problema che è trasversale a tutto il settore primario, anche in agricoltura. Incentivare i giovani a entrare in questo mondo, valorizzare quello che è un patrimonio culturale, enogastronomico e anche di imprese, è la vera sfida dei prossimi anni. Noi abbiamo un problema, ma proprio legato alla questione del gasolio, che è quello degli imbarcati, del personale che deve essere imbarcato a bordo delle imbarcazioni per garantire la sicurezza della navigazione in base a certi standard che sono di armamento. E lì il problema sono che se tu non dai un'opportunità ai giovani di avere un lavoro stabile, sicuro e certo, è cosa che in questo momento non si è in grado di darlo. Una delle difficoltà maggiori proprio legata a questo periodo, a questo caro gasolio, è proprio il fatto che gli imprenditori, gli armatori e le cooperative hanno già anticipato agli imbarcati per tenerli con sé una parte di quel credito d'imposta su cui c'era stato sostanzialmente un impegno da parte del governo. Adesso la piattaforma sarà riaperta verso il 20 di giugno, quindi per aprire un po' con quei codici che vi dicevo prima, insomma quei codici dell'Agenzia delle Entrate per poter riaprire il credito d'imposta al 20%. La fase successiva sarà quello, come era stato detto da parte del governo, di una eventuale proroga di altri 6 mesi di questo credito d'imposta. Ma lì il tema è proprio questo dei giovani che devono trovare nell'attività del settore ittico una opportunità anche di diversificazione produttiva, perché c'è un sistema, un mondo come in agricoltura, con l'agriturismo e quindi anche con l'ititurismo, di poter incentivare dei giovani che vogliano sperimentare un'attività che è salubre, che è all'aperto, che può dare una sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed economica, e quindi diventare un'opportunità. Questa è la vera sfida dei prossimi anni. Il taglio delle imbarcazioni è una sconfitta per tutti, qui mi sembra di non dare notizie di prima mano, insomma gli ultimi bandi che sono usciti credo non stiano premiando il taglio delle imbarcazioni del Golfo di Venezia, ma stiano premiando altre regioni purtroppo, e quindi anche alcune imbarcazioni su cui puntavamo per un taglio, ma che avesse anche l'obiettivo di modernizzare, di innovare da parte di queste imprese, non credo sia fattibile.
Ecco, un'altra domanda invece, in un momento in cui c'è calo demografico in agricoltura come in tutti gli altri settori, mentre c'è una presenza più o meno crescente degli stranieri, come riuscire ad inserirli proprio nella filiera della pesca e dell'itticoltura? Ma guardate, io sulla questione della natalità, in questi giorni girando un po' tra campeggi con una presenza forte di cittadini del nord Europa e vedendo anche altre esperienze, io ho fatto una media di famiglie che per quanto riguarda paesi europei come Olanda, Norvegia, Germania, Francia, hanno una media di 3 figli per famiglia. Noi abbiamo una media bassissima. Cosa significa? Sostanzialmente se tu individui un figlio come un'opportunità di crescita del tuo paese, del tuo PIL, della tua attività, allora devi incentivare e non vederlo solamente come un costo, cosa che in Italia attualmente c'è. Cioè fare figli è un costo, punto. Quindi non siamo certo spinti all'aumento della natalità. Detto questo, come i giovani possono avvicinarsi a questo mondo? Secondo me un'attività di formazione, informazione, di diversificazione produttiva, valorizzare il sistema ambientale con attività di pescaturismo, ittiturismo, servizi ecosistemici in mare volti proprio alla pulizia del mare, al sostegno, alla sostenibilità ambientale di questo mare che è già gravemente compromesso da specie aliene, da crisi dei nuovi cambiamenti climatici, può diventare veramente un'opportunità. Io vedo in agricoltura, seguo anche il settore agricolo, e i bandi giovani stanno riscuotendo un successo insperato e tendenzialmente, mi corregga il collega di Coldiretti se sbaglio, raggiungono tutti i target previsti di impegni di spesa, e questo è un segnale, secondo me, dovremmo emulare in maniera positiva quello che è stato fatto in agricoltura. Ecco, cosa vuol dire raggiungere tutti i target di spesa che diceva Antonio Gottardo per quanto riguarda i giovani? Allora significa cercare di andare a investire attraverso strutture o comunque macchinari che rispecchiano delle determinate caratteristiche che vanno in risposta a come è stato scritto anche il bando. Perché, facciamo un esempio pratico per chi non è, cioè un bando dice, non so, rinnovamento ad esempio delle strutture meccaniche in azienda? Sì, potrebbe anche essere, diciamo, le famose botte recupero che vengono spesso utilizzate sui vigneti, che permettono di recuperare parte del prodotto e quindi di fatto avere un impatto nel territorio bassissimo. Chi investe in questi macchinari, che risponde magari alle caratteristiche come richieste dal bando, si riesce ad accedere ed a attivare il bando. E quindi i giovani sono quelli che sono più predisposti, riescono a raggiungere meglio questo tipo di obiettivi? Questo sicuramente sì, perché in tante occasioni vengono dati punteggi maggiori, soprattutto ai giovani, per incentivare a rimanere e a investire all'interno di questo settore. Ecco, dal vostro osservatorio, giovani però stranieri che entrano nel mondo dell'agricoltura con questo tipo di mentalità esistono? Allora, c'è qualche caso, ne abbiamo molti di più come collaboratori, quindi di fatto come collaboratori che, come diceva prima anche il nostro amico Terenzio, che entrano in azienda per lavorare, per supportare, quindi rimangono come dei collaboratori. Imprenditori di prima persona che sono stranieri, può essere che ci sia qualche caso sporadico, però ad oggi insomma ce ne sono veramente pochi. Insomma c'è strada da fare insomma, anche in termini così di preparazione, di insegnamento? Sì, anche quello, anche perché poi comunque, ripeto, anche chi parte da zero, soprattutto all'interno del settore agricolo, non è un scherzo, proprio perché comunque ci vuole anche una base economica molto molto importante. Infatti la maggior parte dei giovani sono tutti giovani che sono nipoti o figli di già agricoltori. C'è qualcuno che comunque si inserisce all'interno di questo settore ed è nuovo, solo che non è facile proprio perché appunto c'è necessità di un grande investimento proprio per riuscire a portare avanti gli acquisti di tutti quanti i mezzi, macchinari, strutture. Antonio Gottardo, ma di armatori a Chioggia sono tutti quanti, diciamo così, autoctoni, oppure c'è anche qualche armatore, come potremmo dire, immigrato, mettiamola così? Allora, innanzitutto quando parliamo di marinerie non parliamo solo di Chioggia, parliamo anche di Caole e Pila, che in questi 2 giorni per solidarietà si sono fermati, almeno fino ad oggi, con questa sollecitazione nei confronti della riunione che c'è stata oggi pomeriggio. Ma in realtà, se guardiamo alcune regioni, il problema dell'inserimento di marinai sulle barche e anche
di qualcuno che è diventato imprenditore è un problema che è stato affrontato tanti anni fa. Noi abbiamo in alcune marinerie siciliane, pugliesi e anche marchigiane la presenza di persone extracomunitari regolari che hanno fatto i loro esami, i loro passaggi e attualmente sono o imbarcati con il loro stipendio, con la loro paga prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, oppure addirittura qualcuno di loro è diventato anche armatore acquistando delle imbarcazioni che sono state vendute. Ecco, non so spiegarmi perché nell'Alto Adriatico, nel Medio Alto Adriatico, ma anche in Liguria, per esempio in Toscana, questa presenza ancora non ci sia, probabilmente non so, la distanza o altro tipo, non so davvero darvi una spiegazione a questa assenza di persone extracomunitarie, mentre ce l'abbiamo in agricoltura, nelle attività nei campi, per la raccolta anche stagionale, nella pesca non c'è. Ma questa potrebbe essere una soluzione futura, considerando appunto la denatalità. Sarà inevitabile, insomma, che qualche armatore poi ceda la propria barca a nuovi imprenditori venuti dall'estero? Io credo che se io fossi un imprenditore o un armatore, la cosa che a me interessa non credo sia il colore della pelle o della religione o del pensiero. Penso che il mio interesse sia che l'azienda o agricola o della pesca possa andare avanti, fare margini, produrre reddito, lavoro, ricchezza, ovviamente inserendo delle figure regolari che sono strutturate in maniera regolare, quindi per me non sarebbe nessun problema. Probabilmente questo è un salto anche culturale che dovremo affrontare volenti o nolenti nei prossimi mesi, non nei prossimi anni. Ecco, ma allora possiamo dire che attraverso l'agricoltura passa l'integrazione, perché tutto sommato la terra ci riporta tutti allo stesso livello? Beh, questo è sicuramente una parte importantissima che l'agricoltura ad oggi riesce anche a fare, quindi non soltanto custodi del territorio, salvaguardia dell'ambiente eccetera, ma supportiamo e aiutiamo anche questo inserimento di persone che arrivano dall'estero attraverso il lavoro in agricoltura che gli permette proprio appunto a loro di trovare delle nuove soluzioni e quindi di integrarsi al meglio grazie al lavoro che possono fare all'interno delle aziende agricole. E soprattutto grazie a un controllo che permette che non esistano esempi di caporalato che poi sfociano in casi come quello che abbiamo sentito, terribile. Questo sicuramente, proprio perché questo aiuta poi le persone a fermarsi, quindi di fatto se trovano un ambiente idoneo, un ambiente rispettoso dove anche loro si sentono coinvolti, si riesce a lavorare anche meglio, quindi sinceramente il clima è quello che poi fa la differenza. Possiamo dire che in Veneto c'è questo tipo di clima, cioè c'è questo rispetto per chi ha voglia di lavorare? Sì, anche perché siamo i primi consapevoli che abbiamo anche la necessità di qualcuno che ci dia un supporto e qualcuno che ci dia una mano, quindi è giusto anche rispettarlo e in Veneto su questa cosa qui siamo numeri uno. Volevo arrivare alla scuola, poi torno per salutare Antonio Gottardo. Dall'osservatorio della scuola c'è attenzione a questo primario da parte di chi è una seconda generazione, uno straniero che vuole integrarsi? Sì, cioè, poi voi avete lì tutta un'altra serie di specializzazioni meccanica, elettronica e quant'altro, ma nell'agricoltura forse c'è, proprio perché si è tutti sulla stessa base, la base della terra? Oddio, non lo so se l'agricoltura è più democratica. Sì, poi penso un po' in tutti i settori, i ragazzi hanno dei piani personalizzati, didattici personalizzati, per cui si tiene conto di tutto il percorso e il progresso che un ragazzo ha, e anche nella didattica e nella valutazione. Sì, è bello vedere lavorare assieme quando facciamo le attività pratiche, l'attività pratica laboratoriale. Quindi è la concretezza che può far crescere questi giovani che altrimenti con i telefonini rischiano di perdersi? Sicuramente, io proibisco loro di tirare fuori i telefoni quando siamo, perché è vietato adesso all'Italia, credo che non possiamo utilizzare i telefoni durante le lezioni
lezioni, però è difficile limitare quando siamo fuori in campo a fare l'attività laboratoriale. Certo che se uno ha una zappa in mano difficilmente tiene il telefonino. Esatto, no? Quindi la praticità forse sta proprio in quello. Sì, sì. Se uno deve cominciare a pulire l'erba dalle gombine come si faceva una volta, difficilmente si tiene il telefonino vicino, anche perché è poco lo sporca pratico. Anche magari. Sì, si rovina e costano molto e ci tengono molto a non Esatto, rovinarli. quindi la praticità forse ci aiuterà a risolvere anche il problema dei giovani. Antonio Gottardo, giusto per salutare, vediamo se c'è, ecco. Quindi quando è che avremo notizie più chiare sul futuro della pesca veneta da Roma? Domani mattina ormai? Ma no, siamo già in grado di avere alcuni punti fermi, questo del credito d'imposta e quindi dell'apertura il 20 giugno della piattaforma, e poi una proposta di rimodulazione da parte del Ministero per attingere a delle risorse del FEAMPA che sono state sbloccate dall'Unione Europea per quanto riguarda la guerra in Iran, per dare un sostegno entro la fine dell'anno alle imprese che hanno subito questo prezzo del gasolio che è schizzato alle stelle. Si andranno a reperire risorse da parte, ad esempio, di regioni, non certo il Veneto, che non stanno spendendo risorse del FEAMPA proprio a sostegno in maniera solidale nei confronti dei pescatori e di tutte le imprese della pesca che hanno subito danni dal caro gasolio. E comunque ecco, si è bloccato. Ecco, volevamo avere una soluzione finale, volevamo capire se questa sorta di sciopero della pesca, questo fermo pesca volontario si concludeva prima del 6 di giugno, quindi prima del prossimo fine settimana, ma lo scopriremo un'altra volta visto che si è bloccato il collegamento.